Pierluigi Bersani un anno fa è venuto qui a Cagliari e ha fatto un giro in tutta la Sardegna per aiutarci a vincere le elezioni amministrative, le provinciali. Le abbiamo vinte al primo turno e poi le abbiamo stravinte al secondo turno. Secondo me molti di loro si aspettano che noi non facciamo neanche il secondo turno. Forse questa volta non lo facciamo, ma non perché pensano, per quello che pensano loro. E voglio dire un'altra cosa, questo è popolo del PD che non si vuole più accontentare, di quello che c'è stato sino a questo momento, che non si vuole accontentare per Cagliari, che non si vuole accontentare per il Paese, ed è un popolo che è pronto a mobilitarsi per Cagliari e da domani per il Paese. Pierluigi Bersani. Care amiche e amici, care compagne, cari compagni, io vorrei riuscire innanzitutto a trasmettervi una cosa, una riflessione, non so se ci riesco, ma in questo periodo ovviamente sto girando molto, diciamo tutti i posti. Gli ultimi 2 giorni li ho fatti in Friuli, sono stato in Umbria, Toscana, sono qui in Sardegna, Basilicata, e naturalmente frequento questo tipo di iniziative e vorrei riuscire a trasmettervi questa mia impressione ormai radicata. Noi siamo descritti, dico noi centrosinistra e anche noi PD, diciamo che siamo descritti sempre come delle squadre un po' scombinate, come diciamo una moltitudine difficile da aggregare. Io vorrei invece trasmettervi il fatto che il centro-sinistra e il PD sono talmente riconoscibili ovunque che sembrano quasi una persona che pensa ovunque alcune cose, e queste cose le pensiamo tutti, e quel che pensiamo noi non è quello che pensano loro. E quando arriva il momento, e questo è un momento, ci ritroviamo con molte più energie di quelle che pensiamo di avere, e forse ci viene in mente finalmente di avere fiducia, perché abbiamo forza. Fiducia, convinzione, allegria, abbiamo forza, e la forza deriva da alcune cose che abbiamo in testa, che sono diverse dalle loro e che sono uguali dappertutto, qui come a Pordenone, l'ultimo posto dove sono stato. Per esempio, il concetto di autonomia, siamo qui a votare per delle autonomie, qui e a Pordenone, comuni, province, ma noi sotto sotto su questo tema la pensiamo come gli altri? Gli altri stanno sotto l'egemonia leghista, diciamolo pure, o comunque di tutti i populismi di destra che sono ospitati nel governo del Paese e che governano 8 anni su 10 degli ultimi anni. Quei populismi presuppongono un'autonomia chiusa come il luogo della difesa, il luogo del ripiegamento fino alla regressione culturale, il luogo che organizzi per difendere una comunità omogenea e difenderti dalle novità del mondo. Un'autonomia con sempre meno relazioni, con sempre meno progetti per il futuro che non siano bassi, quotidiani. Un'autonomia che arriva al punto, vi do un esempio, perché non è stato molto sui giornali.
un esempio drammatico secondo me. Le ultime norme sul federalismo quello lì che dice la Lega essere federalismo, contengono alcune novità. Di una di queste novità è stata prima sperimentatrice la Regione Marche, che avendo avuto una disgrazia grossa, un'alluvione micidiale con un sacco di danni, dopo queste norme si trova davanti alla seguente situazione. La norma dice che quando hai una disgrazia così, prima devi mettere tutte le tasse che è consentito mettere al comune e alla regione e dopo eventualmente c'è la solidarietà dello Stato, una tassa sulle disgrazie. Cioè l'idea, guardate che questa è grossa perché smonta in radice il concetto di una comunità, di una convivenza fra autonomie. Perché la convivenza cos'è? È quando sei assieme a degli altri e se capita una disgrazia, oggi a te, domani a me, si dà una mano. Questo è basico. Quel concetto di autonomia ci sta trascinando a questo, a mentalità regressive che poi le vediamo a scala nazionale, a scala europea, tutta questa destra populista che sta smontando l'Europa in nome di ripiegamenti nazionali e poi regionali, ma non in una chiave di partecipazione e autonomia, in una chiave di chiusura. Noi ce le abbiamo tutte al governo, gli altri in Europa ce n'hanno un po' fuori dal governo, ma lo condizionano. Adesso è arrivata anche la Finlandia, il 19% ha preso un partito populista e naturalmente si è subito espresso sulla questione degli immigrati di Maroni, perché Maroni va in Europa ma trova dei clienti così e gli ho detto: Maroni, guardi che per un finlandese risulti un terrone, bisogna che tu te ne faccia una ragione, perché se il meccanismo gira così trovi sempre uno più al nord, non c'è discussione su questo. Noi abbiamo un'altra idea, un'autonomia orgogliosa ma moderna. Qui c'ho Renato Soro qui vicino e per me è l'icona di questo concetto, ma moderna. Un'autonomia che sta nella modernità, che si concepisce orgogliosamente ma come un sistema di relazioni, dove tu cerchi di esprimere un'eccellenza, di metterti a servizio anche di altri luoghi, di aree più vaste, per esprimere te stesso al meglio, in un sistema aperto. Autonomie della convivenza, autonomie delle relazioni, autonomia delle reti moderne. Noi la pensiamo diversamente da loro, guardate che questo è un punto basico in questo, ma poi la pensiamo diversamente su altre cose. A Pordenone qui noi non siamo quelli dell'uomo solo al comando, siamo quelli della partecipazione, con tutta la fatica che poi ne parlerò anche a livello nazionale di questo tema. Guardate che noi non è che siamo così perché siamo buonisti, perché la partecipazione in una società complessa è un modo per decidere. Il che pensi me non decide, ne parlerò fra un po', non decide. In una società complessa devi fare la fatica di guardare all'altezza degli occhi le persone, gli interessi, i punti di aggregazione e quindi governare guidando. Più grande papa, io sono appassionato, ho studiato un po' ste robe, più grande papa della storia che per me è Gregorio Magno, aveva come titolo servo dei servi di Dio, fu il più grande papa, perché se vuoi guidare non devi comandare, non è possibile, non guidi se pretendi di comandare una società complessa. E per esempio questo concetto porta con sé un'altra derivata. Se deve esserci partecipazione, non ci possono essere pochi interessi al comando, perché concentrare il che pensi me, concentrare il meccanismo
personalizzato, di comando, finisce per appoggiarsi a pochi interessi, pensando che possano essere loro la guida. No, pochi interessi deprimono sempre le energie di una città e di un paese, perché non consentono a quelle energie di muoversi. Quindi quelli della partecipazione, fatemi dire, quelli di uno sviluppo sostenibile, diceva Massimo, io lo chiamerò sempre Massimo, perché so che si chiama Massimo anche l'altro, ma questo è più Massimo. Non bisogna intimidire su queste cose. Una crescita che non è che sia sostenibile, l'unica crescita possibile oggi è la famosa crescita sostenibile, non è che è un optional. Allora, anche nel confronto del mondo dell'imprenditoria, eccetera, noi dobbiamo trovare una strada di sviluppo che punti molto alla qualità, che punti ai sistemi di tecnologia, che punti all'efficienza energetica, che punti ai grandi temi ambientali, perché al risparmio di materie prime, perché questa è una condizione ineludibile della crescita. Da qualsiasi parte la vedi, dall'edilizia fino all'industria. E ci vuole una mentalità, ci vuole una cultura, ci vuole un affetto verso un territorio, un ambiente che abbiamo in prestito dai nostri figli. E dice per loro il tema ambiente è ancora un limite da superare, un impedimento, mentre invece è il motore della nuova crescita. Vedo che giustamente Massimo richiamava a questo sia il referendum sul nucleare. Ho visto che la vostra regione fa anche degli spot per andare a votare, diciamo, referendum consultivo, ma possono risparmiare i soldi. Basta mandare a casa Berlusconi e noi il nucleare non ce l'abbiamo. Quella è l'unica garanzia vera, no? Perché su un tema così delicato abbiamo avuto il governo del fare, il governo del farò, il governo del sto facendo, il governo del non faccio più e poi il governo che lo farò ma appena girato l'ostacolo del referendum. Su un tema di questo rilievo, mentre si distruggono invece di riformarle, modernarle, eccetera, tutti i settori delle rinnovabili e dell'efficienza energetica. Noi e loro. Noi siamo quelli del sociale, questo io lo dico sempre, ho fatto il ministro dell'industria, però sia chiaro che l'indicazione che il PD dà, per quel che può dare, a tutti gli amministratori è che se rimanesse un solo euro lo si dà a un servizio per disabili, a un inserimento scolastico e a questa cosa. E non basta. E guardate, è importante farlo quello che sto dicendo, ma è ancora più importante dirlo chiaramente a tutti gli interlocutori, anche a quelli economici, perché senza solidarietà non può esserci comunità. Se scatta il meccanismo del far da sé e da soli, non c'è più comunità. E non gira neanche la macchina della crescita, dello sviluppo, della coesione. Bisogna partire da lì. E poi siamo quelli del rigore, della sobrietà, perbacco, della distinzione radicale fra interesse privato e interesse pubblico. Noi non possiamo concepire un modo misto di integrare la funzione pubblica con una funzione privata, non lo possiamo concepire. Siamo quelli della sobrietà, siamo quelli del rigore, trasparenza amministrativa. Il berlusconismo come metodo non lo vogliamo. Questo siamo noi. E mi fermo qui. Diversi dagli altri, noi centrosinistra, nelle sue anime, nella sua varietà, perbacco però con dei principi e dei valori seri, solidi. E siamo quelli. Basta guardare questa sala, qui si vince, vi dico perché si vince, perché qui c'è metà, forse più di metà donne che uomini, guarda, così ho.